La Marca rispetto al 2023 ha perso altre 4 posizioni scendendo al 24° posto, in vetta alla classifica Bergamo, fanalino di coda Napoli. Tra le province venete spunta Verona, poi sempre in salita Vicenza all'8° posto, Padova guadagna qualche posizione e si aggiudica il 18° posto, male Venezia che precipita al 46°, dietro anche a Belluno 45° e davanti a Rovigo 53°. Treviso naviga nella fascia alta delle province italiane, spiega il presidente della provincia Stefano Marcon. Ci sono dei margini di miglioramento, a mio modo di vedere alcuni indicatori oggi non sono ancora aggiornati rispetto ad alcuni dati. Diversi parametri messi in evidenza nell'indagine del Sole 24 Ore. La Marca si trova secondo posto in classifica per la raccolta differenziata a livello nazionale, ma solo 106esima per le imprese sociali. Un focus anche sulla qualità della vita delle donne. Risale l'occupazione femminile con un più 7,9% e resta stabile il numero delle imprese rosa più 0,3%. Ed ancora Treviso si attesta al 34° posto per la qualità della vita dei bambini, mentre sale ai vertici sul fronte della cura agli anziani con un 5° posto a livello nazionale. Male per quanto riguarda i giovani, la Marca scende al 65° posto. Ci sono ambiti sul quale dobbiamo lavorare, il tema della sicurezza c'è, abbiamo il tema dei furti nelle case, abbiamo il tema del bullismo e sono degli ambiti in cui tutti assieme dobbiamo lavorare. Tutti assieme intendo enti, istituzioni, volontariato, famiglie, soprattutto famiglie per certi temi. Treviso inoltre al 20° posto in Italia per i reati legati alla droga. E abbiamo visto che la droga è uno dei fattori che fa esplodere questo tema. Abbiamo visto famiglie inconsapevoli magari del problema della dipendenza da sostanze stupefacenti dei propri figli, abbiamo visto famiglie consapevoli che non sanno più cosa fare per far tornare a ragionare i figli ed uscire da quello che pensavamo essere un problema che non c'era più in provincia di Treviso, invece no, c'è e dobbiamo lavorare in rete. Un capitolo a parte, anche alla luce dei gravi episodi di violenza avvenuti in città, lo merita il capitolo della giustizia e sicurezza, con la provincia di Treviso che è scesa al 25° posto, perdendo 17 posizioni rispetto al 2023.